Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario della SPCGIL Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie. Buon anno ai nostri telespettatori che ci seguono con assiduità per quel che riguarda i temi dei pensionati, pensionandi e tutto questo macro cosmo, perché speriamo possa essere un anno migliore alla luce dei tanti suggerimenti che lo SPCGIL ci dà. E quest'oggi parliamo in modo particolare, anche se potrebbe essere una competenza di un'associazione che è sempre nell'ambito della CGIL, che è Federconsumatori, dei diritti dei cittadini e dell'importanza di acquisire sempre più strumenti di conoscenza finanziaria. Perché? Perché fatti due conti e questo bellissimo opuscolo che voi avete preparato con la collaborazione di Federconsumatori è così importante, segretario? Allora, intanto un saluto a tutti e buon anno e un augurio che ne abbiamo bisogno, insomma. Sì. Cogliamo questa occasione di questo spazio per presentare questo libretto, che è questo qua, non so. Che eccolo, lo vediamo infatti sì. qui. Che è un'iniziativa fatta dal Sindacato dei Pensionati Nazionale, che praticamente dà una serie di suggerimenti ai pensionati, in realtà a tutti, insomma, ma diciamo noi ci rivolgiamo ai pensionati, alle persone anziane, per provare a regolarsi un po' in questo mare che sono le tariffe telefoniche, i rapporti con le banche, vedremo un po' più avanti le truffe, come gestire i miei soldi, le carte di credito, i rapporti con le banche, cioè tutta una serie anche di successioni, aspetti, quindi sapere... le successioni, tutta una serie di aspetti. Naturalmente è un libricino, quindi diciamo fatto in pillole, ma che serve alle persone per orientarsi. Lo dico adesso, questo libricino sarà a disposizione presso le sedi dello SPI a partire dalle prossime settimane. È stato pubblicato a fine anno, quindi diciamo faremo la distribuzione nelle nostre sedi, per cui a partire da qua a qualche settima chi vorrà chiedere insomma delucidazioni, informazioni lo troverà su questo presso le nostre sedi. Quindi diciamo il senso di questa iniziativa, che è stata curata da esperti, insomma, diciamo di persone che se ne intendono, insomma, di queste materie, e diciamo è una sorta di piccolo vademecum per orientarsi dentro questa complessità che il nostro mondo. Esatto. Spesso succede che diciamo le nuove generazioni sono più attente, ma insomma, come si dice, smanettano un po' di più rispetto... Però dal punto di vista finanziario noi italiani come popolo siamo un po' più restii ad avvicinarci Vero. a queste tematiche, non rientrano nelle nostre corde, no? Ci sono alcuni che sono bravissimi, capaci eccetera, però tendenzialmente giovani e meno giovani abbiamo più difficoltà. Assolutamente sì, se pensiamo per esempio ai nostri risparmi, noi siamo più, detto un po' in termini tecnico, dei cassettisti, cioè teniamo i soldini messi in un certo posto che sta lì, che è comodo, presso una banca o qualche fondo eccetera, cioè parlo anche per me, ma non solamente per me, non stiamo lì a vedere com'è l'andamento della borsa. Cose tranquille e sicure, insomma. Cose tranquille e sicure, quello che tecnicamente viene detto cassettisti, cioè nel senso che i tuoi soldi li metti in un cassettino, magari con un aumento minimo nel corso dell'anno, ma certo, nel senso non esponi a rischi i tuoi risparmi. Cosa francamente accorta, perché diciamo con l'aria che tira, e come ci siamo detti in qualche altra puntata, i soldi che arrivano dalle pensioni in realtà sono sempre meno in rapporto, come abbiamo detto, al carrello della spesa, quindi l'attenzione al risparmio, l'attenzione a come si spende
e la cura per i propri denari diventa assolutamente importante e centrale. Insomma. Ecco, voi vi siete attivati da questo punto di vista, sviluppando diversi capitoli che poi sono quelli che sono le criticità più frequenti, proprio alla luce delle sollecitazioni che avete ricevuto da parte delle persone, perché poi eccolo qua, vediamo i vari capitoli, come pianificare le spese, il risparmio, i prodotti bancari e la finanza etica, cosa sono, i tipi di finanziamento più comuni, a chi rivolgersi in caso di difficoltà, perché le persone sono venute da voi, hanno chiesto dei consigli, oppure sono andate anche a Federconsumatori, che poi anche l'associazione dei consumatori dà una mano da questo punto di vista, e da là l'esigenza di dire facciamo un po' di chiarezza, diamo 2 o 3 indicazioni di massima e poi se succede il problema vediamo di trovare delle soluzioni il prima possibile in assoluto, giusto? Assolutamente sì, è così, tant'è che poi lo vedremo in questi pochi minuti. Soprattutto quella parte, diciamo, di aggressione alle persone che viene attraverso le piattaforme informatiche, per capirci il nostro cellulare, lì dove si avverte subito qualcosa di strano che non si capisce, fermarsi immediatamente, non fare procedure, ma magari lo vediamo dopo, perché purtroppo ci sono degli esperti che giocano, come dice, sui grandissimi numeri, nel senso che sono migliaia di persone che ricevono lo stesso messaggio e su questa truffa, e questo migliaio di persone, magari 5, 6, 10 ci cascano, e quindi sono fatte scientificamente, sapendo che su una percentuale X di persone che vengono contattate c'è sicuramente qualcuno che ci casca. E cascarci vuol dire fare un click. Esatto. Fare un semplice click, esatto. E là ci si è cascati, esatto, cioè la facilità è estrema, non è l'interagire con una persona, il porre una firma, che purtroppo succede lo stesso, ma fare un click diventa estremamente facile e dopo purtroppo le conseguenze invece sono abbastanza pesanti. Allora andando un po' per capitolo, qui c'è una prima parte che dice come pianificare le proprie spese. Lo dico qua a titolo esemplificativo. Allora bisogna avere la capacità, con calma, senza impazzire, di fare un'analisi della propria situazione, capire quanto entra, quanto esce, fissare degli obiettivi di consumo e di risparmio, se ci sono le condizioni per farlo, e programmare le spese, cioè avere, diciamo, un attimo di accortezza su quello che entra e quello che esce. E questo soprattutto, voi lo diceste anche tempo addietro, quando c'è il passaggio in pensionamento. Perché la pensione non è la stessa di quando si guadagna lavorando, e molti non si rendono conto che si rischia di sforare e arrivare tirati o non arrivare a fine mese. Noi l'abbiamo visto proprio poche trasmissioni fa, nel senso purtroppo ci sarà sempre più uno scarto tra il trattamento economico della persona che lavora rispetto al trattamento economico di quella stessa persona che va in pensione. Ci sono alcune voci che appunto un lavoratore dipendente ha, penso per esempio ai ticket, per dirne una, o le esenzioni fiscali che ha il lavoratore dipendente. Dico queste due voci perché sono due voci che il pensionato non ha, cioè il pensionato non ha i ticket perché non ha il datore di lavoro ovviamente che li fornisce, e non ha le stesse esenzioni fiscali che ha il lavoratore dipendente, e c'è uno scarto importante, oltre al fatto che il sistema pensionistico è cambiato notevolmente rispetto a tanti anni fa, insomma. Per cui mediamente il pensionato che andrà in pensione nei prossimi anni col sistema contributivo rischia di avere un trattamento pensionistico che è il 60-70% della sua retribuzione media degli ultimi anni. Quindi diciamo è bene starci attenti. Naturalmente
fortunatamente insomma, non è che noi abbiamo dei pensionati spendaccioni per cui adesso veniamo qua a dire stai attento a quello che spendi, perché appunto devo dire purtroppo o per fortuna le famiglie, i pensionati, soprattutto le mamme o le donne o le mogli, diciamo, sono oculate. sono assolutamente attente, però diciamo un po' di attenzione, ecco, questo è il senso di questa guida, dare qualche suggerimento in maniera tale che non ci si trovi poi in difficoltà. Poi parliamo di prodotti bancari, è importante conoscerli e poi dire mi posso fidare di quello che mi viene presentato, risponde alle mie esigenze. Esatto, anche qua ci sono alcuni esempi, andando sempre per sintesi, ne cito due, insomma, uno può avere una carta di credito o può avere una carta prepagata. Qual è la differenza? La carta di credito è una carta, una sorta di bancomat, diciamo, col quale posso fare i pagamenti, e l'addebito sul mio conto corrente avviene normalmente il mese successivo. Quindi rischio anche di non avere contezza esatta di quello che spendo e mi trovo poi il mese successivo a vedere delle spese che sono eccedenti o diciamo un po' cospicue rispetto a quella che è stata la mia entrata nel mese. E anche qua la raccomandazione che viene fatta sempre, siccome c'è un codice per utilizzare la carta di credito, non tenere mai le cose assieme, cioè avere il codice da una parte e la carta di credito da un'altra, perché purtroppo tante persone hanno la carta di credito con appiccicato sopra con lo scotch anche il PIN con cui si fanno le operazioni. E naturalmente in caso di furto questa cosa diventa micidiale, perché chi ti ruba la carta può fare una serie di spese. Anche qua so che la cosa può essere un pochino complicata, ma normalmente le banche forniscono una applicazione con la quale si può vedere in tempo reale le spese che vengono fatte. E quindi utilizzarla, insomma. Per cui se io vedo in quel momento sul mio cellulare che è stata effettuata una spesa che non è la mia, devo immediatamente bloccare la carta e eventualmente fare anche il disconoscimento della spesa che è stata effettuata, e normalmente una volta che le banche verificano, che ovviamente fare la denuncia ai carabinieri, quando si vede che diciamo c'è effettivamente stato un furto eccetera, in molti casi c'è il recupero delle somme magari entro un certo limite, per cui c'è un'assicurazione che le banche hanno che interviene. Diciamo che a volte è consigliabile avere una carta prepagata. Sono delle carte, diciamo, magari che tu ti metti attraverso il tuo conto corrente, lo fai fare a tuo figlio, tuo nipote eccetera, una certa cifra su quella carta, che ne so, 100 euro, che sono quelli che ti servono per fare la spesa di una settimana, quello che è, in maniera tale che se quella carta dovesse essere smarrita o rubata, chi la utilizza impropriamente può utilizzare solo ed esclusivamente quella cifra, quei 100 euro che ci ho messo lì, quindi il danno è contenuto. Queste carte prepagate sono state di largo utilizzo in questi ultimi anni proprio per diciamo, i rapporti economici con le piattaforme informatiche, dico Amazon piuttosto che altri, i pagamenti online. Siccome online ci butti dentro i tuoi dati, i dati della tua carta di credito, è meglio mettere i dati di una carta prepagata, perché in caso di furto il furto è limitato al contenuto limitato di quella carta. Assolutamente. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, interrompiamo, poi dobbiamo parlare dei tipi di finanziamento, perché a volte anche anzi purtroppo chi è in pensione può aver bisogno di finanziamenti, quindi che cosa viene consigliato, e dopo naturalmente chi rivolgersi in caso di difficoltà. Ma non finisce qui, perché ci sono tante altre questioni, tematiche, parlavamo anche di truffe con degli esempi che vengono affrontate, quindi ci vediamo tra poco. Allora, ritorniamo, siamo sempre con Massimo Cestaro, segretario dello SPI Veneto. Allora, segretario,
finanziamenti più comuni, ma più che altro i finanziamenti, come farli quando c'è bisogno di avere del denaro? Ma guarda, diciamo che le forme sono tante, naturalmente la cosa che consigliamo è che uno si rivolga alla propria banca, dove c'è, diciamo, un rapporto fiduciario, e farsi dare dei consigli. Diciamo, ovviamente poi dipende sempre dalla spesa che uno deve fare, quale obiettivo ci deve dare, ma anche per i pensionati una delle cose che è largamente utilizzato è la cessione del quinto, cioè tu puoi utilizzare ai fini di prestito una cifra ovviamente che non può superare in termini di rata mensile un quinto della tua pensione, e tra l'altro ad interessi assolutamente limitati. È diciamo una forma abbastanza diffusa e sicura, insomma. Quindi questa può essere un po' una soluzione importante. Una soluzione ovviamente per chi ha effettivamente l'esigenza di dover fare una cosa, diciamo, facendo sempre i famosi due conti. Facendo sempre i due conti. Poi ci sono, anche qua invece bisogna starci un po' più attenti, nel senso, gli acquisti a rate, no? Bisogna capire sempre quante rate sono. Quando faccio un contratto perché mi devo comprare, che ne so, una macchina, faccio un contratto e quindi devo essere attento a vedere quant'è il costo complessivo che ogni mese devo pagare, perché ci sono gli interessi, anche qua diciamo TAN, il tasso anno nominale, o il tasso anno effettivo globale, TAN e TAI, che vediamo sempre citato. Dobbiamo capire quanti sono quei numeretti, perché sulla rata mensile che pago per comprarmi la macchina incidono anche questi costi qua, che in alcuni casi sono percentuali molto basse, e altri dipende da qual è il gestore che, diciamo, che gestisce il finanziamento. Quindi devo avere chiarezza di qual è complessivamente la rata mensile che pago. Cioè non è sufficiente sapere, dice che paghi 100 euro al mese, perché poi quei 100 euro possono diventare 120, 130, perché ci sono appunto tutta una serie di ammenicoli, costi di gestione della pratica, eccetera, eccetera. Quindi su queste cose bisogna starci un po' attenti. E diciamo, il consiglio vuoto per pieno è che comunque quando fai un acquisto a rate, l'attenzione è che quella rata non sia in linea di massima superiore al 25-30% di qual è il mio reddito mensile, insomma, ecco, perché poi dopo ci si impicca, insomma, no? Poi avanti nel tempo. Poi si deve anche sapere che ci possono essere strutture, alcuni comuni l'hanno attivato, tante associazioni, che sono centri di ascolto e sportelli antiusura, cioè mi trovo in difficoltà e quindi posso avere delle consulenze, ma insomma, che sono proprio i centri di ascolto per il sovraindebitamento. Ecco. In alcuni casi alcuni comuni possono anche intervenire in qualche modo, però ecco, diciamo, si deve sapere che anche quando c'è un sovraindebitamento c'è un po' una rete delle strutture che sono in grado. Non si è da soli, se non si conosce la rete delle strutture, chiedere allo SPCGL. Naturalmente bisogna sempre starci attenti. Ecco. Ci sono però le truffe, e questo è l'aspetto più delicato. Ecco, qui ho portato una slide, quella dove c'è Sigfrido Ranucci, che l'ho portata perché è capitato a me, non ovviamente la truffa fortunatamente. Sì, deve essere l'ultima slide, magari la penultima slide della regia, se riescono a metterla in onda. Sì, perché... proprio è capitato direttamente, no, un altro, quello dopo, il post con il logo. È la slide successiva. Comunque vi raccontiamo, eccolo qua, questa. Allora, succede, a me è successo qualche volta, che arrivano queste cose qua. Allora, sul telefonino, qui è una cosa fatta molto bene, dove c'è il nome del Sigfrido
Ranucci, che come molti sanno è un giornalista d'inchiesta importante, eccetera, purtroppo ancora più noto per un attentato che gli è stato fatto qualche tempo fa, sostanzialmente tutta la cosa è costruita come questa comunicazione che arriva sul telefonino, ti dice: guarda che questo Ranucci ha fatto un'inchiesta per dire ai cittadini che bastava investire una piccola cifra e avere poi un sacco di soldi, ma ha avuto delle difficoltà, lui dice Ranucci, ho avuto difficoltà a dare questa informazione perché la RAI ha fatto di tutto per impedirmi di dare ma questa... ci sono con altre persone, con i vari personaggi cose. Con vari personaggi, mi è arrivata questa con Ranucci, me ne è arrivata un'altra con Fabio Fazio, e in realtà sono fatti molto bene perché poi sono le facce delle persone che, è bene dirlo, non c'entrano assolutamente nulla con questa cosa, c'è il logo della RAI, è costruita veramente molto quindi molto è una bene. falsa intervista? Una falsa intervista, l'utilizzo improprio delle immagini e dei nomi di queste persone conosciute, e anche qua su migliaia di persone che ricevono una informazione di questo genere, ripeto, fatti veramente molto ma molto bene, quindi inducono sono in errore. verosimili, e uno fa il versamento di 250 euro presso quella piattaforma. Mamma mia. E gli rubano i soldi, capito? Quindi però anche lì in buona fede non ci casca invece, ma sono stati denunciati? Sì, ho visto recentemente, anche perché credo i diretti interessati abbiano fatto una denuncia contro ignoti, credo, su questa cosa qua, perché poi diciamo sempre il Ranucci dice: no, abbiamo messo i nostri collaboratori a provare questa cosa, effettivamente nel giro di una giornata o due, pur avendo investito molto poco, ricevo un sacco di soldi, ma con l'estratto conto della banca, insomma, quindi come dice, truffe fatte veramente molto molto bene. E bisogna starci attenti perché, ripeto, sono delle autentiche truffe, e naturalmente cose di questo genere, l'attenzione che noi diciamo sempre è non mettere quattrini su cose che non siano la tua banca, il tuo conto corrente o altre cose. Nel dubbio chiamare un'associazione di consumatori. Chiamare l'associazione, eccetera. Ma un'altra cosa che arriva proprio in questi tempi, diciamo un SMS che ti dice: guarda che il bonifico che tu hai fatto di 3.453 euro è andato a buon fine, se non sei tu fai questo numero. Ecco, allora le banche non si rapportano mai ai clienti con gli SMS, ma solo attraverso le mail riconosciute e nelle applicazioni stesse della banca. Cioè, però anche questi messaggini sono fatti bene, oppure quello che ti chiama a casa e dice: guarda che un tuo parente o tuo figlio è in difficoltà. Ecco, qua vediamo le truffe più comuni che voi avete raccolto. Esatto. È in difficoltà, ha bisogno di soldi per uscire da questa situazione complicata, ha fatto un danno, lo devi pagare, eccetera. E ripeto, sono fatte benissimo e tanta gente ci casca. E la cosa che va detta è che molto spesso le persone anziane hanno difficoltà ad ammettere di essere state truffate, anche in relazione ai propri figli, perché l'idea che hanno gli anziani è che siccome mi sono fatto truffare, non sono più totalmente autosufficiente, per cui devo essere messo su una casa di riposo. Lo dico perché, diciamo, tra chi ha collaborato su questo libretto ci sono stati un paio di psicologi che hanno analizzato anche l'atteggiamento mentale del truffato, che soprattutto se molto anziano fa fatica ad ammettere di essere stato truffato,
perché ha paura che chi gli sta intorno non lo consideri all'altezza di affrontare certe situazioni, di affrontare la vita per conto invece proprio. Non è così. Invece le truffe sono fatte da professionisti bravissimi purtroppo, che e sono quindi in grado... bisogna stare attenti, però può essere veramente facile incappare in questo, non bisogna vergognarsene di raccontarlo per farsi aiutare. Assolutamente no, perché è bene dire soprattutto alle persone più anziane che ci cascano anche i molto giovani. Sì. Quindi insomma non è un fatto, però la persona anziana, già che si sente più debole, più fragile, il fatto di essere stato sottoposto a una truffa, diciamo, rafforza quella idea di fragilità e di debolezza che diventa oggettivamente complicata. Ma insomma, io ho avuto modo di parlare con persone che gestiscono le banche, c'è proprio un blocco psicologico ad ammettere di aver subito una truffa. Qua vediamo che in questo opuscolo di cui stiamo parlando c'è anche il vademecum antitruffa, cioè una specie di regole semplicissime, esatto, per quando si verificano certe situazioni, cioè richiesta improvvisa di denaro. E mi raccontava, se non sbaglio, anche lei che ha avuto una telefonata che le avevano fatto. Sì, ma mi arrivano, ma non perché insomma perché capitano a me come a tanti altri, no, capitano le telefonate che c'è un parente che ha bisogno e assolutamente. Quello bisogna stare attenti, perché purtroppo succede di frequente. Non bisogna cascarci, però se uno è una persona... Ripeto, magari chiamare altri familiari, perché se la persona magari non risponde direttamente al telefono, chi è coinvolto, chiamare qualcun altro e farsi consigliare. Ma poi c'è il falso carabiniere che appunto... Un sconosciuto alla porta. Sì, oppure un avvocato, ma parlavo con una persona, insomma, che una direttrice di una banca, che questo suo cliente, insomma, convinto di dover dare dei soldi, anche tanti, perché gli avevano costruito una cosa del nipote che era in difficoltà e doveva mandare questi soldi a questo avvocato inglese con un indirizzo in Inghilterra, ma addirittura ha dovuto prendergli, diciamo, Google Maps per vedere che quell'indirizzo in Inghilterra corrispondeva a un parcheggio e non a uno studio di un avvocato, e solo a quel punto la persona si è convinta di essere dentro una truffa, insomma. Per dire, c'è un'abilità veramente straordinaria. Ma poi adesso magari con l'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale abbiamo visto che si possono costruire situazioni veramente che sembrano reali, ma tali non sono. No, ma ripeto, questa cosa abbiamo visto prima di Sigfrido Ranucci, esattamente questo, cioè nel senso proprio una strutturazione diciamo molto simile alla trasmissione che lui fa, insomma, quindi col logo della RAI, col logo della banca, con l'estratto conto della banca, con nome e cognome di quello che ha fatto l'investimento, ha preso subito un sacco di soldi, cioè sono fatti bene, quindi bisogna stare attenti. Perché, ripeto, il punto è che vengono lanciati migliaia di questi messaggi e su migliaia di messaggi una percentuale di persone che ci cascano è garantita, insomma, non so come dirla. Insomma. Allora, ci sono poi altri consigli che vengono dati su come gestire il testamento e le successioni, che è un'altra cosa anche lì bisogna sempre farlo per tempo, per evitare che poi si verificano dei spiacevoli misunderstanding o liti familiari. Esatto, anche lì un po' di attenzione. L'ultima cosa che voglio segnalare di questo libricino è la violenza economica, che è una questione di genere, e cioè capita, diciamo, tra le persone anziane, ma non solo, che il marito abbia il conto corrente e la donna no, ma anche in famiglie abbastanza normali, senza andare tanto avanti con l'età, insomma. Ecco, il fatto che appunto la percentuale di uomini che hanno il conto corrente eccetera sia decisamente superiore alle donne che hanno diciamo una propria autonomia economica è un fatto che non va bene, perché questa abbiamo chiamato violenza economica, perché che lo si voglia o no, comunque la donna o la moglie è una condizione di
subalternità e debolezza. e di debolezza rispetto al marito. Poi, come si dice, non succede niente, però nel momento in cui dovesse succedere qualche cosa, attenzione, di difficoltà, di tensione, è il fatto che comunque la donna non abbia disponibilità delle proprie risorse è una cosa che può diventare una forma di violenza vera e propria, e quindi il consiglio che le donne, diciamo, abbiano una loro autonomia economica. Ecco, qua vediamo tutte le sedi che sono indicate a livello territoriale dello SPCGL da contattare quando si verificano tutte queste situazioni, per avere un consiglio, per capire che cosa fare. Ricordatevi che poi ci sono le sedi territoriali, cioè ogni provincia ha i vari comuni, nei vari comuni per lo più grossi c'è una sede dello SPI più comoda, per cui prendete giù nota eventualmente, però lo trovate anche per chi ha un po' di dimestichezza con il web, anche sul sito internet, giusto? Certo. Grazie segretario di averci fatto questa presentazione molto interessante. Voi rivedete la puntata se volete su YouTube oppure sul web, ma soprattutto rivolgetevi allo SPCGL per qualsiasi dubbio, perplessità e anche per farvi controllare, già che ci siete, la pensione. Buon proseguimento, a presto.